get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Amici, buongiorno, siamo anche qui oggi a tenervi compagnia nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Oggi parliamo di un tema molto interessante che riguarda tutti noi, la cura dei nostri denti, ma anche direi delle nostre tasche, perché parliamo di una clinica che ha attuato delle tariffe speciali a prezzi sostenibili appunto per le categorie in particolare più svantaggiate. Stiamo parlando della clinica Canova di Treviso, come leggete in sovraimpressione, servizi odontoiatrici a prezzi sostenibili. Abbiamo qui i primi due ospiti e poi ci sarà una dottoressa sempre della clinica che ci raggiungerà in studio a parlare in particolare dell'odontoia pediatrica. Ah cavolo, ci sono tutti i giochi di parole. Allora vi presento subito i miei ospiti: Loreno Trevigne, amministratore della clinica Canova. Benvenuto Loreno, buongiorno. E qui alla mia destra il dottor Davide Zanette, direttore clinico appunto della clinica Canova. Buongiorno. Benvenuto dottore. Allora Grazie. sono contenta di avervi qui perché davvero parliamo di un progetto intanto credo molto innovativo e poi che dà appunto delle buone notizie alle tasche degli italiani, in particolare insomma del territorio di Treviso e zone limitrofe, comunque di tutto il Veneto. Allora parliamo prima di tutto con Loreno Trevigne, appunto amministratore della clinica Canova, una clinica recente, nata da poco, però che si sta già imponendo con questo tipo di progetto. Sì, assolutamente, noi siamo nati da circa un anno e come ha correttamente anticipato lei, la nostra struttura si chiama Clinica Odontoiatrica Canova e si trova a poche centinaia di metri dall'aeroporto di Treviso, da cui prende il nome appunto Aeroporto Canova, di conseguenza avete Clinica mutuato Canova, un nome diciamo, aulico. il nome, certo, vabbè, insomma, infatti è anche un nome molto bello. E quindi neonata, Sì. però subito con delle strutture anche importanti. Sì, assolutamente, perché la nostra clinica si differenzia dal classico studio monoprofessionale perché all'interno operano 8 odontoiatri, 8 medici odontoiatri, ognuno dei quali specializzato in una branca precisa dell'odontoiatria. Quindi avremo il medico odontoiatra che si occupa ad esempio esclusivamente di implantologia, avremo il medico odontoiatra che si occupa esclusivamente di ortodonzia. Quindi il paziente che arriva in clinica in prima visita, che ci tengo a dire che è gratuita. Ah, quindi subito una visita di controllo Sì, gratuita, assolutamente anche per gratuita. testare la bontà giusto delle cure mediche. Certo, visita e preventivo sono gratuiti. E fatta la prima visita, il paziente, a seconda delle problematiche che gli vengono riscontrate, verrà indirizzato o da un odontoiatra o da un altro, a seconda delle esigenze. Bene, quindi cure ovviamente ad personam in base poi Certamente, alle necessità di ogni paziente. L'ultra specializzazione diciamo che è fondamentale Uno dei valori aggiunti Sì, è uno della dei valori clinica aggiunti, Canova. perfetto, esatto, sì, assolutamente. Bene, quindi chiedo allora al dottor Zanette, da non confondere con il nostro amministratore Zanetto, che salutiamo. Parliamo di tariffazioni, vero dottor Zanette? Diciamo subito che la riduzione dei costi non incide ovviamente sulla qualità delle prestazioni erogate. No, assolutamente. Come diceva Trevigne prima, secondo politica aziendale, abbiamo cercato di mantenere un elevato standard qualitativo. Quindi in questo senso abbiamo fatto in maniera tale che ci sia un'organizzazione per cui vi sia una erogazione delle prestazioni molto specialistica e settoriale. Quindi come diceva precedentemente ci saranno dei colleghi che erogano delle prestazioni limitatamente appunto a una branca dell'odontoiatria, altri che lo fanno limitatamente appunto ad altri settori. E questo è estremamente interessante perché si riesce in questo modo a mantenere, come già dicevo prima, appunto una eccellenza appunto nelle varie branche dell'odontoiatria.
L'organizzazione nostra è estremamente precisa e ben definita. Abbiamo degli odontoiatri che vengono definiti senior e sono così definiti perché viene fatta una valutazione dei titoli, sia titoli accademici che post laurea, quindi da master a corsi di perfezionamento, che vanno a definire quello che sarà il percorso clinico curativo del paziente. Sono in grado di stilare pertanto un piano di trattamento ben preciso e poi sono in grado di indirizzare il paziente ai vari colleghi appunto che sono specialisti per le varie branche. Quindi un'equipe davvero a tutto Assolutamente tondo. un'equipe. E poi anche i singoli odontoiatri, diciamo gli odontoiatri specialisti, definiamoli così, sono sempre stati scelti secondo la valutazione appunto di titoli accademici in questo caso e anche appunto di corsi di perfezionamento che noi richiediamo essere tenuti da relatori di rilevanza nazionale o meglio ancora di rilevanza internazionale, insomma questo è. Bene, quindi un continuo aggiornamento proprio da parte degli addetti ai lavori, del Sì, personale. in questo senso appunto viene stilato anche all'inizio di ogni anno un piano di corsi cui il personale odontoiatrico in questo caso deve fare riferimento, quindi di corsi di aggiornamento in maniera tale che l'aggiornamento risulti essere sempre continuativo nel tempo. Sì, perché in effetti anche le cure dentistiche hanno subito un cambiamento notevolissimo negli ultimi anni anche, cioè proprio le materie prime adottate, gli strumenti sono diventati anche molto più tecnologici, no? Non vedo Assolutamente. più quelle paste per i denti magari grigie, dorate, argentate, adesso si va su materiali proprio in colori, insomma colore Assolutamente, dei denti. assolutamente. Poi in generale comunque la tecnica è notevolmente evoluta rispetto a pochi anni fa. Ecco, purtroppo questo spesso porta anche a costi elevatissimi per certi tipi di interventi a seconda delle strutture. Quindi vi domando se siete riusciti subito a tastare con mano la bontà di questo tipo di servizio di iniziativa, magari con la risposta della gente, cioè le opinioni che raccogliete, la sensazione di positività poi di questo tipo di proposta, di iniziativa. Ma direi che al momento è estremamente apprezzato, diciamo, il nostro atteggiamento, Immagino. sia da un punto di vista tariffario, ma comunque non è di mia competenza, sia da un punto di vista proprio della specializzazione della prestazione, cioè viene assolutamente ben apprezzato. Abbiamo avuto comunque una costante crescita degli accessi alle Cioè prestazioni della il clinica. dato di fatto che la gente magari si cura di più i denti, perché ho qui dei dati allarmanti, ne cito uno, lo scorso anno in Italia più di 1 milione, parliamo veramente di una cifra esorbitante, 1 milione di persone ha subito un impoverimento a causa delle spese sanitarie e tra queste spese quelle che spesso incidono di più sono proprio le spese legate alla cura dei denti, vero Alla salute, Trevigne? sì, assolutamente. C'è un servizio di Asso Low Cost che dice che una persona su 3 nell'ultimo anno non ha potuto permettersi le cure dentistiche. Di conseguenza cade a fagiolo la nostra iniziativa. Beh, Eh, decisamente, perché sì, poi... e poi ci terrei a dire anche che comunque la nostra clinica non è una clinica low cost, Ecco, questo diciamo. va Si va specificato. specificato perché è facile magari assoggettare al termine low cost, cioè basso costo, Anche anche basso bassa qualità, servizio, basso certo. servizio, bassa qualità. Io direi che Clinica Canova non è una struttura low cost, ma è una struttura a giusto prezzo, diciamo, che predilige sicuramente l'alta qualità ed il giusto prezzo. Quindi questi sono inversamente proporzionali, diciamo. Assolutamente. Ottimo servizio, servizio d'eccellenza e tariffe assolutamente Sì, e abbordabili. per tutte le tasche direi con il discorso della tariffazione differenziata, delle tariffe differenziate a seconda del reddito e a seconda delle fasce di età. Ecco, infatti vedo sempre da questi dati che sono soprattutto gli anziani spesso a rinunciare alla cura dei denti proprio perché magari le pensioni sono quelle che Sono sono, basse non c'è appunto chiaramente, un sì. certo tipo di reddito, oppure anche famiglie con 3 o più figli. Quindi poi ne parleremo magari in particolare con la dottoressa Minello che ci raggiungerà tra poco in studio, anche i bambini in questo vengono penalizzati a livello proprio di prevenzione, poi si troveranno adulti magari non dico sdentati ma comunque con problemi importanti. Sì, a questo proposito, se mi Mhm. posso allacciare al Certo. discorso, è proprio avendo valutato questa notevole riduzione di accesso alle cure che abbiamo varato quello che noi definiamo un progetto prevenzione under 14, per cui abbiamo individuato in questa fascia di età, diciamo di giovani pazienti, una fascia tra virgolette da proteggere, da rendere protetta, quindi attraverso un percorso articolato di visite periodiche di controllo, attraverso l'applicazione di test salivari di cui poi parlerà la collega, attraverso delle manovre diciamo di motivazione lì generale, cioè rendiamo il giovane paziente partecipe nel progetto
di cui appunto ho appena fatto cenno, cerchiamo appunto di fare in maniera di ridurre l'incidenza della malattia intesa come carie, ma in generale del cavo orale, insomma. Quindi applichiamo quello che... Questo benedetto cavo orale, spesso un po' trascurato dagli italiani, Esattamente. perché? Forse per pigrizia, insomma, non diciamo che magari l'igiene non è sempre il massimo, però a volte c'è la pigrizia, uno arriva stanco la sera o dal lavoro o da baraccate con gli amici, si butta a letto senza lavarsi i denti, diciamolo. Vero? Probabilmente anche una scarsa informazione, probabilmente è proprio per questo che cerchiamo di motivare, di rendere partecipi almeno i giovani, Certo, di adesso renderli l'ho detto col coscienti. sorriso sulle labbra, però è un dato, in effetti se così tanti dentisti continuano insomma, a fare il loro lavoro, poi c'è chi appunto aumenta le tariffe o a prezzi esorbitanti, devo dire, l'ho riscontrato anche nella realtà personalmente, poi va detto, e qui teniamo a fare comunque informazioni in questo senso, che ci sono anche realtà appunto come la vostra della clinica Canova che va incontro alle tasche degli italiani in periodo di crisi nera. Sì, assolutamente. Infatti abbiamo istituito delle fasce di reddito protette e delle fasce di età protette. Ecco, vedo qui prezzi calmierati per alcune categorie più a rischio, quali ad esempio Come Trevigne? diceva il dottor Zanette precedentemente, abbiamo due fasce di età protette e sono gli under 14 e gli over 65, cioè chi ha più di 65 anni e chi ha meno di 14 anni. Ecco, poi vedo anche persone con reddito inferiore ai 15.000 euro, Sì, purtroppo esatto. Questa oggi infatti moltissimi in percentuale. abbiamo istituito delle fasce, oltre che delle fasce di età, anche delle fasce di reddito protette. Di conseguenza, se uno ha un reddito ISEE inferiore ai 15.000 euro oppure addirittura inferiore agli 8.000 euro, avrà diritto a delle agevolazioni sul preventivo. Bene, infatti vedo qui, a tutti i nostri pazienti garantiamo la possibilità di ottenere un piano di cura a costo zero, in modo che possano confrontare poi con serenità la nostra proposta, questo come prima visita. Sì, Dopo da lì si valuta la situazione e poi si vedono anche le varie tariffe, diciamo, da certo. applicare ad ogni paziente. Benissimo, questa era una presentazione che ci ha anche aiutato a fare appunto Loreno Trevigni, amministratore della clinica Canova. Adesso ci guardiamo delle foto appunto della clinica, che ha una sede così molto funzionale, molto ampia, vicino all'aeroporto, lo Sì, ricordiamo, a di poche centinaia di Treviso. metri, Ci sì. guardiamo delle foto e dopo ci raggiungerà in studio la dottoressa Maria Luisa Minello, appunto dell'odontoiatria pediatrica della clinica Canova. Io la ringrazio, Grazie a Loreno lei. Trevigne, in bocca al lupo per tutto, attendo Crepi, magari nuove grazie. informazioni da parte della clinica Canova, anche da parte sua. Grazie, Grazie, arrivederci amici, arrivederci. guardiamoci le foto. Ecco, aspettiamo, ecco qui le foto, ce le stiamo guardando, ecco vediamo spazi, possiamo commentare anche con il dottor Zanette, vediamo comunque anche un'architettura così molto pulita, molto Sì, funzionale. abbiamo cercato anche di mirare all'abbattimento delle barriere architettoniche per Ecco, questo permettere è un dato l'accesso a importante. chiunque, appunto, nella clinica Penso a chiunque. che nelle categorie appunto che seguite di più ci siano anche persone svantaggiate che Sì, quindi persone anziane sicuramente, anche che hanno delle diverse abilità, per cui il fatto di non avere delle barriere architettoniche è sicuramente importante. bene, e a livello proprio di accesso poi anche ai servizi, siete aperti tutti i giorni, con che Siamo aperti orari? tutti i giorni, facciamo circa dalle 9 della mattina fino con un'ora in pausa pranzo fino circa alle 20 alla sera. Ah, Insomma, quindi proprio staccano sì, visti sì. di questo senso Abbiamo la del possibilità di servizio. interscambiarci, quindi sì, gli orari di accesso per l'utenza sono abbastanza ampi. Ecco, questo dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al sabato in mezza giornata, sì, Addirittura, sì. beh, complimenti perché insomma non solo rispondete alla crisi, ma per primi vi rimboccate le maniche e lavorate Assolutamente. davvero tutta la settimana, praticamente col meritato riposo la domenica. Ecco, questa è credo la home page del sito di Facebook. Siete anche iscritti su Facebook? Sì, abbiamo anche il sito internet che è Ah beh, allora vi siete dotati, sì, diciamolo. www.clinicaodontoiatricacanova.it. Ecco, allora invitiamo tutti ovviamente che si sentono comunque coinvolti da questo tipo di informazione a collegarsi al sito e magari a chiedere la vostra amicizia su Facebook. Certo. Mi sembra che potrete essere molto simpatici agli amici che ci seguono da casa per questo tipo insomma, di notizia. Allora ci ha raggiunto ora in studio la dottoressa Maria Luisa Minello, benvenuta dottoressa. Buongiorno. Allora, specializzata, diciamo, quello è un po' il settore che segue di più nell'odontoiatria pediatrica, no? Quindi si prende cura in particolare dei denti dei bambini.
bambini. Certo, io mi occupo molto volentieri dei bambini perché tanti anni fa, prima di intraprendere questa carriera nell'odontoiatria, pensavo di occuparmi proprio di bambini, di fare la pediatra. Ah, quindi Poi comunque... per una serie di motivazioni personali, una serie di considerazioni, mi sono occupata di odontoiatria, però molto volentieri mi sono ricavata questo spazio che ormai da tanti anni coltivo e con grande soddisfazione, Quindi direi. lei ama molto i bambini? Sì. Insomma, Sì. bene. La vedranno un po' come un angelo custode dei loro denti. Non lo so. Beh, un po' il medico fa sempre paura, però insomma se è una bella signora sorridente che li fa sentire benvoluti, magari si curano un po' di più. Allora diciamo che a questo proposito tengo molto a precisare che mi occupo anche da un punto di vista preventivo molto dell'aspetto psicologico. Ecco, parliamo un po' di questo, dottoressa. Sì, Prevenzione e poi sostegno psicologico, perché chissà quanti bambini strillano dovendo andare dal dentista. diciamo prevenzione alla paura del dentista. Ah, allora si uniscono le due cose. Certo, io vedo tantissimi adulti che ancora quando entrano dal dentista sono terrorizzati Sì, sì, capisco e sono anche benissimo, molto anch'io, devo trascurati, dire. trascurano Sì, molto la loro purtroppo. igiene orale e se si interroga un po', se si cerca di capire il perché di questo Ne atteggiamento, parlavamo prima. loro confessano che hanno avuto dei traumi da bambini. Legati ai denti? Legati ai denti, cioè l'approccio proprio con l'ambiente odontoiatrico. Ah, Per cui quindi, ritengo che sia prima di tutto da coltivare questo aspetto, proprio il farli partecipi di una realtà medica curarli o quantomeno presentare l'odontoiatria come un qualcosa che non fa male. anzi, Ecco, il dentista non è un medico che fa male. no, questo è importante, dottoressa, perché poi in realtà la paura la paura proprio degli interventi più forti, più invasivi a volte, dovrebbe portare alla prevenzione, invece non è sempre così, c'è poi questa pigrizia oppure il sopravvento di traumi legati al passato che fa trascurare l'igiene orale, quindi questo tipo di informazione che lei porta avanti anche con i bambini, speriamo che dia No, insomma io un spero proprio di riscontro. poter coltivare una generazione molto più motivata, più consapevole dell'importanza dell'igiene orale. L'odontoiatria una volta era considerata anche un po' la Cenerentola, diciamo, delle arti Della mediche. medicina, sì. Sappiamo che veniva esercitata addirittura da barbieri in passato, o, Addirittura. sì, o dal Cioè uno si faceva i medico. capelli e il barbiere poi ti curava i denti? Sì, o Pazzesco, dal non la medico di sapevo. condotta che non curava, estraeva denti quando c'era un problema, per cui ha dovuto un po' riscattarsi, diciamo, e assumere proprio tutta la sua funzione, Certo, il suo valore. il suo valore Beh, di oggi è branche a tutti gli indiscutibile. effetti della medicina, perché la salute dell'igiene orale ha poi la sua importanza anche sulla salute del corpo. Certo, questo va detto, perché poi la conformazione della bocca, dei denti, può portare addirittura a dolori cervicali, ad altri tipi insomma, Certo, di certo, problematiche, quindi in una visione olistica, come si dice, no? Non è che la bocca esattamente, va scorporata dal resto del corpo, anzi. assolutamente. E quindi poter già contattare bambini anche molto piccoli, io dico sempre, Da se che ho la età? possibilità, anche a 2 anni io li vedo Quindi volentieri, piccolissimi, sì. cominciano a prendere confidenza con l'ambiente, cominciano a rapportarsi con le cose che usiamo normalmente e cominciamo a parlare con i genitori perché loro sono troppo piccoli Chiaramente, no? di Capisco. alimentazione e quindi tutti di quei comportamenti scorretti che possono portare alla malattia del dente, quali possono essere un'alimentazione troppo ricca di Di zuccheri. zuccheri, certo, è Il sempre classico quello. biberon con bevande zuccherate che fa sì che bambini piccolissimi, appunto, Subito anche al di intaccano sotto lo di 2 anni smalto. presentino già delle carie, questa è una situazione molto grave.
e per cui rendere consapevoli proprio i genitori di un comportamento, educarli alla cura dei loro figli in questo senso. Bene, questo è un messaggio importante. Prima, dottoressa, ha rilevato come è cambiato anche il ruolo del dentista. Una volta c'era magari il barbiere che ti Sì, curava beh, i questo denti. nei secoli Sì, precedenti, però volevo appunto mettere in luce la professionalità, l'importanza della valutazione poi della professionalità degli odontoiatri. Lo chiedo appunto al dottor Zanette. Assolutamente, come avevo già accennato precedentemente, tutti gli odontoiatri che fanno parte del nostro team, del nostro staff, devono rispondere a determinati requisiti che, come già ho detto precedentemente, saranno titoli accademici e corsi di aggiornamento. Ma a partire dal 2011, quindi tra un mese circa, abbiamo introdotto un nuovo parametro di valutazione, diciamo, della professionalità, e cioè mensilmente verrà richiesto ad ogni singolo odontoiatro di presentare un caso finito, cioè mediante documentazione fotografica e radiologica, in maniera tale che appunto la direzione sia in grado di valutare l'efficacia, l'efficienza e la professionalità delle singole prestazioni. Ho capito, no, mi domandavo se controllaste anche il titolo, nel senso cosa ha preso uno alla laurea o cosa In addirittura quello così. no, si valuta molto di più la Certo, il capacità percorso lavorativa e il poi percorso, sì, professionale. Va assolutamente. bene, quindi insomma vi avvalete di 8 se non Sì, sbaglio, sì, ecco, quindi sì, sì, davvero sono... un'equipe bella, bella corposa. Altra domanda prima di salutarvi, come avviene l'accesso alle prestazioni cliniche poi da parte del paziente? Cioè chi ci sta guardando, a parte contattare il sito internet e recarsi proprio Sì, nella vostra fisicamente. sede fisicamente, come deve orientarsi Beh, una volta che il paziente ha prenotato la visita, il giorno della visita stessa verrà sottoposta ad un esame da parte di quelli che ho definito precedentemente gli odontoiatri senior. Gli odontoiatri senior sono degli odontoiatri in grado di fare un piano di trattamento, cioè di stilare un piano di cura completo, e che vengono così definiti perché, sempre per il solito discorso dei titoli, appunto sono stati indicati, diciamo, per la definizione di un piano di cura, e poi perché devono avere un'attività lavorativa di almeno 8 anni, quindi devono essere quindi nel c'è mondo... un'anzianità di lavoro, C'è diciamo. un'anzianità che permette una visione globale, diciamo, del piano di cura del paziente. A questo punto, una volta stabilito quale sarà il piano di cura appunto del paziente, l'odontoiatra senior indirizzerà i vari odontoiatri che fanno parte della clinica e che sono specialisti per una singola branca il paziente. Faccio un esempio: un paziente che deve essere sottoposto a un intervento di implantologia verrà indirizzato prima al collega, l'odontoiatra, che si occupa di chirurgia implantare. Successivamente la finalizzazione del caso avverrà ad opera di un odontoiatra che si occupa esclusivamente di odontoiatria protesica, quindi la settorializzazione e la specializzazione è per noi fondamentale. Bene, vedo qui che vi avvalete anche di tecniche, insomma, importanti, molto moderne, come l'implantologia computer guidata. Dottoressa, lo usate anche per i bambini? Beh, non è una tecnica che è applicabile ai bambini, questa Ah, la ecco. applichiamo esclusivamente in caso di edentulia, cioè di mancanza di denti totale o parziale, Ah, quindi, ecco, questa era una cosa che non sapevo. quindi Quindi i bambini, ecco, Bambini, tempo e pazienza. prima È che facciano i denti, vero? sì, tempo e pazienza, nel senso che io dico a seconda dell'età, delle esperienze, di quanto gli adulti hanno raccontato a questi bambini della figura del dentista. Io lascio a ogni bambino il tempo che ci vuole per entrare proprio in sintonia ed instaurare un rapporto di amicizia che mi permetterà o di far prevenzione, quindi spiegar Certo. loro come spazzolare i denti, oppure purtroppo di già intervenire Intervenire. curando i problemi che hanno, che Certo, però con presentano. i sistemi di anestesia e tutte le terapie antidolorifiche è Certo, possibile certo, intervenire senza creare quei traumi che in passato purtroppo magari hanno segnato molti bambini. sicuramente. Bene, allora ci avete dato delle bellissime notizie per tutte le età e devo dire per tutte le tasche, quindi invitiamo gli amici che hanno visto questa intervista a collegarsi al sito internet della Clinica Canova e magari a chiedere l'amicizia su Facebook, così possono essere informati di tutte le iniziative inerenti a questo tipo appunto di notizia molto interessante, ripeto, per la salute dei denti e
per i costi veramente vantaggiosi per le categorie più deboli. Allora ringraziamo il dottor Davide Zanette, direttore clinico della Clinica Grazie a Canova, voi. grazie di essere stato con noi, la dottoressa Maria Luisa Minello, appunto, che si occupa più dei bambini e dell'odontoia pediatrica. Non riesco mai a dire odontoiatria pediatrica, non è facile, ce l'ho fatta. Allora grazie davvero amici, salutiamo i nostri ospiti, vi lascio per la solita pausa pubblicitaria, qualche minuto di pubblicità e vi aspetto sempre qui con un'altra ospite, a tra poco. Amici, bentornati nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Abbiamo appena salutato i nostri amici dentisti della Clinica Canova di Treviso, che appunto ci hanno dato delle belle notizie per la salute dei denti e delle tasche, e adesso ci ha raggiunto qui a bere il caffè con noi Barbara Tiveron, volontaria dell'associazione Advar Onlus. Benvenuta Barbara. Buongiorno, benvenuta, grazie. Sono contenta che tu sia qui. Allora, con te parleremo di questa bellissima mostra fotografica, Lasciati guidare, un titolo molto significativo. Ora ci spiegherai anche il senso appunto di questo nome della mostra fotografica, organizzata dal grande fotografo Orio Frassetto e appunto promossa da Advar Onlus. Quindi ti chiedo di raccontarmi un po' di questa mostra, anche i tempi, insomma fino a che data riusciamo ad ammirare le foto di Orio Frassetto e quelle che hanno fatto anche i volontari, vero, dell'Advar Onlus, e poi qualche curiosità, insomma informazioni utili su questa associazione molto impegnata davvero socialmente e attiva sul territorio di Treviso, ma non solo, dal 1988. Prego Barbara, raccontami tutto. Allora, buongiorno, io sono Barbara e sono una volontaria dell'associazione Advar. Vengo qui per raccontarvi questa esperienza che abbiamo avuto con Orio Frassetto, di questa mostra fotografica che si è inserita all'interno di questo contesto della nostra associazione. Orio è un noto fotografo nell'ambiente trevigiano e non solo, perché ha realizzato importanti campagne pubblicitarie anche per grandi aziende anche in tutto il mondo, e da poco più di un anno è un nostro volontario. È andato in pensione e voleva fare qualcosa per noi. È un bel esempio non solo per voi, appunto anche per tante persone. È un grande certo. esempio, perché è il sinonimo di come a volte la professionalità, anche quando si va in pensione, può trovare altre collocazioni. Certo. E si è reso subito conto che in Advar mancava un po' questa attenzione alla fotografia, quindi a riuscire a divulgare anche con la fotografia le emozioni che noi viviamo nella nostra quotidianità. Ha cominciato a scattare foto molto profonde, molto vere, perché si inseriscono comunque in un contesto di vita associativa, e noi abbiamo ammirato queste foto, le emozioni che facevano trasparire. Partiamo dal presupposto che i volontari Advar sono dei volontari che hanno una grande attenzione, una grande sensibilità, più spiccata rispetto al della comune. media, decisamente. Sì, è inutile dirlo. nascondersi, è vero, perché per aiutare così gli altri, e dopo mi descriverai esattamente come i volontari Advar aiutano molte persone in difficoltà, ecco, ci vuole una sensibilità che non tutti hanno, ecco, anche una grande forza d'animo. Esattamente. Allora abbiamo detto a Orio, insegnaci questo linguaggio, io voglio fare questo percorso con noi. Da lì ne sono nate 2 sessioni fotografiche che si sono sviluppate in questo inverno, che hanno coinvolto quasi una 50ina di persone. Tutti volontari? No, è stata aperta anche a volontari e amici dell'associazione, quindi persone comunque. Noi abbiamo fatto un grande passaparola perché avevamo paura dei numeri, difatti i numeri sono stati già importanti e di difficile gestione. E ci tengo a dire, tutto il devoluto di questi corsi è stato interamente versato all'associazione, perché alla fine noi tutte le varie attività che facciamo hanno sempre anche la finalità di fare raccolta fondi. Strada facendo che questi corsi proseguivano, era chiaro che questa mostra l'avremmo fatta. Perché? Perché sempre più le persone che partecipavano, bravo Orio non si sa, bravi noi, alla fine non lo capiremo mai, le emozioni cominciavano a prendere forma, sempre di più, e le foto cominciavano a prendere consistenza. Quindi è nata l'idea di questa mostra, e non è casuale il fatto di averla fatta presso la Casa dei Gelsi, che è la sede dell'associazione, che è, diciamo, l'hospice dell'associazione, perché poi spiegherò come si attua l'assistenza dell'associazione. Non è casuale appunto questa idea, per ricordarci che l'hospice è una struttura del territorio. Allora, la mostra è stata inaugurata il 20 novembre,
resterà aperta comunque fino al 30 di gennaio con diciamo orari liberi, perché comunque l'hospice ha un servizio di accoglienza dalla mattina alle 9 e alla sera alle 8. Quindi un accesso Un accesso facilitato, libero, tranquillamente 7 giorni su 7. Trovate esposte le opere di questi circa 25 autori che hanno Però, voluto un realizzare. bel numero. Infatti il bello è che non tutti sono professionisti, anzi praticamente nessuno, siamo partiti da livelli completamente differenti e abbiamo fatto questa mostra lasciando parlare le emozioni. Ci sono alcune foto, diciamo, più inerenti alle associazioni, ma la maggior parte sono comunque foto scaturite dal percorso delle emozioni degli autori. Era comunque la prima mostra fatta del genere. Ecco, vediamo insieme delle foto insieme a te, Barbara, così magari Esattamente. ci accompagni in questo percorso dove già gli occhi di un bambino, il viso sorridente non possono non trasmettere emozioni. Ecco, vediamo. Difatti è questo il sinonimo della mostra. Ci è piaciuto anche raccontare queste fotografie, difatti chi verrà a vedere la mostra vedrà che sono sempre contestualizzate e raccontate, proprio perché non essendo una mostra monotematica era difficile. Quindi ci sono anche delle didascalie, dei ricordi delle persone, Esattamente, delle sensazioni. ogni autore, chi ha intitolato la foto, alcuni invece l'hanno semplicemente raccontata. Quindi bella non anche sono, questa. guardate che fotografie, realizzate da dei principianti. Sì, potrebbero essere invece foto di grandi fotografi, se non me lo dicessero che sono principianti. Insomma, pur essendo io appassionata di fotografia, non vedo nulla di dilettantistico. No, ci sono veramente delle belle immagini, era un peccato assolutamente non fare questa mostra. E ci tengo anche a dirlo che la mostra è stata completamente, ecco questa è la nostra locandina. Lasciati guidare, appunto attraverso nuove esperienze, nuove emozioni, è il senso. Esattamente, questo concetto della mano, delle mani insieme è un'immagine che ci rappresenta e compare molte volte nella vita dell'associazione, per questo ha un duplice significato questa mostra. E ci tengo anche a precisare che gli autori si sono accorpati completamente il costo della mostra, per cui tutto l'introito andrà all'associazione. Certo, che poi l'associazione opera davvero per assistere il territorio, quindi ecco, sono soldi che comunque ritornano nella maniera più sempre assoluta a chi e magari ha contribuito a sostenervi. E nella maniera più trasparente. Allora, ADVAR, per chi non ci conosce, è una onlus che opera a Treviso dal 1988 e assiste i malati in fase terminale. Ecco, diciamo subito, questa è la mission dell'associazione è questa. Noi facciamo assistenza domiciliare e assistenza presso l'hospice Casa dei Gelsi. Ecco, affrontando situazioni davvero difficili dove occorre davvero grande sensibilità, grande tatto, grande forza, perché parliamo di malati terminali, di tumore o comunque persone dove insomma, la malattia ha segnato il percorso umano, familiare, si parla anche di tragedie, quindi c'è grande impegno, ecco questa mostra fotografica lo dimostra e sono proprio toccanti, tutte queste immagini che vediamo raccontano molto della vostra sensibilità. Sì, esattamente, raccontano un po' della spiccata sensibilità delle persone che vivono l'associazione. Quindi ricordiamo ADVAR, appunto, due onlus che assieme dal 2004 in regime di convenzione con l'US vanno a completare l'assistenza dell'US ai malati in fase terminale. Noi ci piace dire che noi ci siamo e facciamo questa missione perché alla fine questo è il nostro compito, dando precedenza all'assistenza domiciliare, perché la persona dovrebbe essere sempre seguita al proprio domicilio, è quella la sua casa. L'hospice spicca di più come realtà, ma in realtà l'hospice interviene per andare a coprire situazioni più difficili. È una struttura al servizio del territorio e ci piace l'idea di cominciare ad organizzare sempre più attività accolate a quelle che già facciamo, per ricordare che chiunque può entrare, l'hospice ha accesso libero, ingresso libero, chiunque può chiedere di poter usufruire della nostra sala riunioni per organizzare un evento, organizzare una riunione, anche perché le persone possono in maniera tangibile vedere come opera l'associazione. Nella maniera più trasparente possibile. C'è un grande senso di amicizia, no? Di complicità anche verso i nuovi arrivati, si spera appunto che ci sia collaborazione. Si è appena concluso il 15° corso di formazione di volontari, in questo momento in ADVAR operano più di 200 volontari, a regime comunque siamo fra le 250 e le 300 persone, perché ovviamente ormai ci siamo dovuti strutturare per un'assistenza 24 su 24. Ah, ecco, questo ti volevo chiedere, è davvero molto impegnativo allora, 24 ore su 24, cioè ci sono volontari
che reggono comunque questo tipo di orari, oppure ci si scambia, ci sono dei turni, come No, funziona? allora, i volontari sono comunque di 3 tipi e vanno a seguire degli iter di formazione molto precisi. Ci sono i volontari dedicati all'accoglienza, volontari dedicati all'assistenza e i volontari argonauti, Gran Aiuto, l'acronimo di Gran Aiuto di cui io faccio parte, che è il gruppo di supporto che fa tutto. Tutto Ecco, quello quindi dove non arriva l'assistente. sei anche sostanzialmente. stacanovista, insomma, Noi fondamentalmente. facciamo mercatini, raccolta fondi, divulgazione, aiutiamo in Comunicazione, segreteria. certo. Sì, nello specifico io mi occupo del sito internet perché in Advar tutte le funzioni possibili sono seguite dai volontari per lasciare ovviamente ai dipendenti, che abbiamo dovuto strutturarci con assistenti, con medici, con infermieri, per lasciare che tutte le energie dell'associazione siano rivolte a queste figure. Quindi tutto ciò che riusciamo a coprire noi come volontari, ben venga. Per cui veramente ci plasmiamo, perché il volontario Advar non ha un compito, in realtà può trovare la sua specificità. E l'esempio di Orio Frassetto ne è proprio un esempio, quindi, ma sostanzialmente chiunque può trovare il suo modo di operare all'interno dell'associazione, ovviamente rendendosi conto che i bisogni sono tanti e noi non guardiamo in faccia alla fine cosa serve. Un giorno puoi trovare una persona a fare accoglienza, il giorno dopo la puoi trovare a vendere le nostre lucine ai mercatini che facciamo per Natale. Ecco, invece chi fa assistenza comunque domiciliare, lì forse ci vuole Ecco, un certo tipo di preparazione, sì, no? infatti noi curiamo in maniera permanente l'assistenza, abbiamo comunque una sezione, una struttura dell'associazione che si occupa di formazione permanente, abbiamo delle riunioni quindicinali sia di gruppi di assistenza con l'equipe, con le psicologhe, proprio perché il compito è di una delicatezza totale. La centralità dell'ammalato e riuscire in questa missione, che è veramente entrare in punta di piedi nella vita delle persone, in una famiglia, porsi nella maniera più delicata, nell'assenza completa del non giudizio. Certo, del rispetto E del dolore, della sensibilità, della entrare nel famiglia, contesto certo. del famoso concetto cure palliative, anche un po' tanto discusso, richiede assolutamente una consapevolezza, una formazione che noi curiamo in maniera permanente. Ma il sostegno psicologico, Barbara, viene erogato, diciamo, agli stessi volontari, perché c'è bisogno davvero di avere degli strumenti per affrontare dolori così grandi, anche appunto come assistenti, quindi anche voi stessi vi sottoponete. Noi come volontari, i volontari che fanno assistenza hanno una riunione quindicinale e poi comunque al bisogno, ogni qualvolta ce ne sia la necessità, e si confrontano con le nostre psicologhe, con le nostre assistenti, in maniera tale da avere sempre il giusto supporto e da confrontarsi sulle problematiche con cui entrano in contatto. Ecco, questa cosa molto importante perché alla fine tutto parte da qui. Noi appunto siamo qui, usiamo anche queste occasioni per fare divulgazione, perché ci siamo resi conto che alla fine noi dovevamo riuscire a portare all'esterno l'estrema qualità di ciò che facevamo. Dovevamo riuscire a far capire il dettaglio, il cesello che guardiamo quando andiamo ad operare all'interno dell'associazione. Dico noi e intendo l'associazione nel suo complesso perché ci sono comunque tutta una serie di figure professionali che abbiamo dovuto inserire per garantire questa copertura ovviamente sia all'hospice sia al domiciliare. Ecco, la copertura, Barbara, avviene nel territorio di Treviso e provincia? O Abbiamo come... anche una sede a Oderzo per il territorio pitergino-mottense, sì. Ecco, Infatti quindi Advar, comunque Treviso, diciamo, è la città di riferimento dell'associazione, dei vostri interventi. esattamente, sì, sì, senz'altro. Tornando a noi, Tornando alla mostra appunto di Orio Frassetto, sì. no, che racconta appunto benissimo le emozioni che questi volontari vivono, voi stessi vivete, adesso non so se ci siano anche le tue foto. Sì, ci sono anche le mie ecco, foto, allora. delle foto che ho realizzato quest'anno in un viaggio in India. Ecco, benissimo, questo appunto volevo mettere in luce tornando a questa bellissima mostra, rivediamo appunto delle immagini, non so se questa sia una delle questa tue. mi sembra essere del Vietnam, è del Sì, nostro infatti non mi volontario sembra del Vietnam. proprio indiana questa bambina. Qui siamo a New York. Ecco, però volevo appunto invitare tutti a non perdersi questa mostra che ha già inaugurato, ovvero il 20 novembre. Abbiamo fatto una bellissima festa il 20 novembre, erano presenti anche delle autorità, abbiamo parlato, abbiamo visto insieme,
abbiamo fatto una festa, un rinfresco organizzato dai nostri volontari presso l'hospice. Le persone che comunque venivano a vedere la mostra, l'hospice era lì, era aperto, era possibile, era l'occasione per accedere, perché a volte alcune persone hanno questa sorta di timore. Timore, Perché pudore, paura, a io volte timidezza. invito chiunque a venirlo a vedere perché è veramente una casa ed è concepita come una casa, però si sa a volte è difficile ovviamente affrontare certe anche problematiche personali. Quindi bellissima inaugurazione, la mostra è Dura fino a aperta quando? fino al 30 Ecco, gennaio. allora ricordiamolo, quindi Certo insomma si che va sì. anche al nuovo anno 2011, quindi 30 gennaio è la data di chiusura. Allora lasciamo lì 3 mesi, qualsiasi informazione sulla mostra può essere chiesta all'info dell'associazione e chi vuole potrà portare a casa con un contributo le opere. Ah, addirittura, ecco, questa è un'informazione interessante, quindi le foto sono in vendita. Sì, noi le diamo con un contributo, Sì, diciamo, perché certo, però noi... sono acquistabili, insomma, se uno è appassionato vuole portarsi a casa un'emozione, se viene toccato da una foto in particolare, può, contribuendo anche a dare un aiuto all'associazione, portarsela insomma a casa. Certo che sì. E Ecco, vedo delle immagini veramente toccanti che danno anche il senso, non so se è una mia interpretazione, però insomma anche delle persone ammalate che è come se avessero vicino un angelo custode, no? guarda, C'è questo senso di avere delle persone che non ti lasciano sole, anche le mani incrociate, mi viene da pensare che comunque siano quelle di un volontario e di una persona che deve purtroppo subire un percorso a volte drammatico, comunque doloroso. fotografare, riuscire a trasferire su un'immagine fotografica a volte quello che si vive, anche nella rapportualità che si vive con i nostri ospiti, è una grande cosa ed è veramente molto molto impegnativo. Per questo anche questi nostri volontari che hanno colto un attimino questa esigenza hanno voluto fare questo percorso. Questa mostra secondo me potrebbe fare anzi farà sicuramente da apripista per un'altra mostra dedicata all'associazione nello specifico. Anche, Stavo prego. guardando, Barbara, delle note qui comunque interessanti per quanto riguarda l'approccio sanitario, no? Mediante queste due ONLUS, quindi l'associazione ADVAR e anche Amici dell'ADVAR, Sì. l'ADVAR appunto provvede sia all'assistenza domiciliare, come abbiamo detto, sia all'accoglimento nell'hospice, cosa Sì. che stiamo invitando adesso a fare tutti gli amici che ci seguono. In tal modo le due attività si integrano e completano l'assistenza erogata direttamente dall'azienda sanitaria trevigiana. Quindi c'è questa sinergia comunque con un Noi, istituto, diciamo, sanitario certo, riconosciuto. assolutamente, noi La convenzione vedo da riconoscimento e piena legittimazione all'attività dell'ADVAR, quindi trasparenza totale e grandissima totale, professionalità sì. e denota i cambiamenti in atto nel mondo sanitario con il mutato atteggiamento culturale nei confronti, ben accennavi prima, della terapia del dolore e della morte. Il tema è ovviamente delicatissimo, bisognerebbe magari dedicarci una puntata a parte, però penso Concordo. che ecco, tu abbia comunque riflettuto moltissimo e sia stata magari toccata anche in prima persona nella tua esperienza per quello che riguarda la terapia del dolore e il tema della morte ne abbiamo visto parlare, insomma, anche per fatti di cronaca importanti. Diciamo che l'ADVAR davvero è presente su tematiche, abbiamo visto anche insomma il caso Welby, adesso non snocciolo tutte e Luana, però davvero i fatti di cronaca sono stati tantissimi, hanno richiamato l'attenzione a una sensibilizzazione che ci deve essere e anche a una mancanza insomma di giudizio che invitiamo gli amici. Insomma, il dolore è una cosa talmente privata, talmente soggettiva che giudicare forse è la cosa diciamo anche più di cattivo gusto in questo senso. Ma capisce anche a volte la nostra difficoltà, perché noi dobbiamo fare comunicazione e rapportare fuori all'esterno ciò che facciamo. E questa è una grande responsabilità, quindi l'associazione già comunque utilizza tutta una serie di strumenti perché da sempre abbiamo il nostro giornalino Adver Amici di cui ho portato una copia che esce addirittura, bene, allora avete anche un house organ, come si dice, vi avvalete assolutamente. di strumenti di comunicazione importanti. Certo, esce ogni 4 mesi, 3 volte l'anno, una tiratura di 12.000 copie, abbiamo degli convegni, degli incontri culturali, facciamo presso l'hospice incontri a tema, serate di musica, di poesia, adesso anche
coprendo anche la parte fotografica andiamo un po' a completare tutto il panorama della nostra comunicazione. Però hai anche altre iniziative, vero, come Advar in cantiere? Certo, Magari certo. accennami qualcosa, poi sai che potrai venire qui come ospite quando vorrai. Beh, innanzitutto grazie anche per questa possibilità che ci date, perché per noi è Figurati. tanto importante. La cosa più importante per noi è sempre quella di riuscire a raggiungere in maniera sempre più diretta, sempre più persone, perché sempre più persone ci conoscano e capiscano che alla volta si può entrare in Adva anche solo per chiedere un consiglio, una Come parola. amico anche semplicemente. Si può venire anche solo a vedere, a prendere un caffè. Ripeto, Come l'hospice è una grande come facciamo casa. noi, Come vedi che facciamo mettiamo qui a oggi? bere un caffè. Allora ricordami al volo, Barbara, in chiusura, le Sì. prossime iniziative che avete appunto in cantiere. Certo che sì, allora ci stiamo muovendo con delle nuove attività. Innanzitutto apriremo presto, entro fine anno, un canale su YouTube dell'associazione. Già avevo linkato 2 vostri servizi che avete fatto per noi, perché E certo, poi anche questa puntata, sai che anche noi inseriamo su YouTube le vi nostre puntate, ringrazierò. quindi potrai linkare anche Bene. quelle. Abbiamo creato come volontari il gruppo Amici dell'Advar in Facebook, perché alla fine noi cerchiamo anche di raggiungere sempre più persone, ovviamente in maniera sempre gratuita, perché dobbiamo anche puntare a questo tipo di informazione. Quindi per il futuro massiccia comunicazione in questo massiccia, senso. E tu perché sei tutti un'ambasciatrice fantastica, sicuramente dell'Advar in questo senso. Innanzitutto grazie, vi annuncio velocissimamente un bellissimo progetto che uscirà i primi mesi del prossimo anno. E qui a testimoniare ancora una volta quanto la professionalità a volte di veri professionisti che si siedono in fianco a noi nello sperimentare, diciamo, nuove attività è un vero valore. Stiamo progettando un progetto multisensoriale, un CD di musica con un libro che uscirà appunto, e lo stiamo lavorando, grazie al contributo di 3 professionisti che insieme a noi stanno coordinando. Il signor Fabio Ricci della Tregati Produzioni per la parte musicale, Claim per la parte grafica del libro e Orio Frassetto per le foto. Sarà quindi una specie di presentazione dell'associazione attraverso 14 storie che ci porteranno nei temi più delicati e più difficili, anche il lutto spiegato ai bambini. Bene, quindi complimenti Da qui davvero. in avanti. Complimenti per tutto e in bocca al lupo. Invitiamo gli amici a vedere appunto questa mostra fino al 30 di gennaio, le foto di Orio Frassetto, ma anche e soprattutto quelle dei volontari Vi dell'Advar. aspettiamo veramente. Benissimo, grazie Barbara. Grazie a voi. Ripeto, in bocca al lupo. Amici, vi lascio a un video, perché adesso cambiamo argomento con un ultimo ospite di chiusura, un video di Banca Carige, che è stata protagonista di un episodio di cronaca qui dalle parti di Treviso per una truffa online sventata appunto grazie a Banca Carige e ai carabinieri di Treviso. Vediamo le immagini di Banca Carige un po' istituzionali e poi avremo qui Stefano Dudan della Banca Carige di Silea. Banca Carige oggi è una banca europea che ha tra i suoi principali azionisti importanti partner italiani come Fondazione Carige e Assicurazioni Generali ed europei come l'Associazione delle Casse di Risparmio francesi CNC. Gli azionisti privati sono circa 50.000. Il gruppo Banca Carige comprende altre 4 banche oltre alla capofila: la Cassa di Risparmio di Savona, la Cassa di Risparmio di Carrara, la Banca del Monte di Lucca e la milanese Banca Cesare Ponti. Inoltre controlla 2 società di assicurazioni, la Carige Assicurazioni e la Carige Vita Nuova, una società di gestione del risparmio, la Carige Asset Management SGR, ed una società di credito al consumo Creditis. Possiede una rete di 1000 sportelli bancari assicurativi con 5.300 dipendenti. Carige è fra i primi 9 conglomerati bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali italiani, che offre prodotti di qualità e personalizzati per le famiglie, i professionisti e le piccole e medie imprese. Carige, pur avendo respiro internazionale, è una solida banca di medie dimensioni, con una struttura flessibile e agile. Il cliente ha a disposizione molti mezzi per entrare in Carige, dal telefono a internet, ma soprattutto può trovare persone preparate ad ascoltare e intervenire in campo finanziario, fiscale e assicurativo. I consulenti sono professionisti a misura del cliente, capaci di ascoltare e dare risultati concreti. Per questo 2 milioni di persone scelgono ogni giorno Banca Carige.
Eccoci amici, siamo tornati in studio a Chiacchiere e Caffè. Abbiamo visto una breve presentazione istituzionale di Banca Carige perché ci ha raggiunto ora appunto nel nostro salottino di Telechiara Stefano Dudan, direttore della Banca Carige di Silea in provincia di Treviso. Benvenuto Stefano. Buongiorno a tutti. Allora, con te vogliamo parlare di questa notizia che è uscita appunto l'altro giorno sui giornali, proprio pochi giorni fa, di questo episodio gravissimo, lo leggo tratto da una testata locale. Rubano i dati del conto e tentano di rubare 11.000 euro. Denunciati, stiamo parlando di 5 complici che avevano fatto un bonifico a loro favore utilizzando la password di un ignaro correntista della vostra filiale. Quindi la bella notizia è che siete riusciti voi, con il vostro intervento, con la vostra segnalazione, a sventare questa truffa online e quindi riportando il fatto subito ai carabinieri di Treviso che hanno appunto segnalato, indicato questi complici e dopo non so se li abbiano arrestati o comunque adesso ci saranno i provvedimenti penali. La notizia comunque è questa, ti chiedo di commentarla e magari di raccontarci come esattamente siete riusciti a evitare questa truffa Praticamente online. è successo che è stato aperto un conto corrente, diciamo il giorno prima della truffa, aperto il conto di una persona totalmente regolare, quindi lavorava anche in città a Treviso, abbiamo fatto i nostri controlli. Il giorno dopo è arrivato un bonifico internet su quel conto, il pomeriggio è venuto a prelevare la somma. Ovviamente noi siamo un attimo insospettiti perché una persona che apre il conto, arriva al bonifico internet immediatamente, dici che strana la cosa fatalità. poteva essere un po' strano. In più è intervenuto il blocco di Carige perché ovviamente Carige avendo dei sistemi molto diciamo oltre centralizzati molto moderni, siamo riusciti tramite i blocchi del conto ovviamente prima di dare il denaro a cercare di capire la motivazione del perché questo bonifico internet sia arrivato direttamente in questo conto nuovo. Ovviamente poi l'operazione è stata in parte effettuata e dopo abbiamo chiamato immediatamente i carabinieri. Quindi c'è stato un passaggio di liquidi, C'è stato diciamo. un passaggio di liquidi, dopodiché abbiamo chiamato i carabinieri. I carabinieri ci hanno detto, abbiamo provveduto immediatamente al blocco del conto, abbiamo bloccato internet, il giorno dopo il signore si è ripresentato perché non gli funzionava l'internet. Quindi ovviamente abbiamo allertato i carabinieri, sono venuti in Borghese e hanno provveduto inizialmente all'arresto. Tra l'altro, visto che si trattava anche di giovani, insomma, tutti i giovani, un veneziano tutti ventottenne pregiudicato, un padovano. Sì, insomma, ma quasi tutti abitavano comunque a Treviso. Ecco, tra l'altro a Treviso appunto avete sventato quasi come degli eroi insomma del mondo bancario, quindi una notizia positiva, anche altri tipi di truffe. Vedo nella filiale Carige di Quinto, nel Trevigiano, ma anche a Monselice d'Este, nel Padovano e a Jesolo. Sono le stesse persone, cioè collegate alla stessa famiglia. Praticamente un'altra persona, sempre aprendo il conto sulla filiale di Quinto di Treviso. È arrivato il bonifico. Una volta arrivato il bonifico è andato per prelevare, poi per problemi tecnici la filiale di Quinto di Treviso non ha dato i soldi e sono venuti da noi per il prelievo la mattina dopo quando c'erano già i carabinieri, quindi hanno provveduto al fermo anche di quella persona lì. Successivamente ci sono stati altri fermi di altre persone che sono recate in filiale proprio per chi voleva la cosiddetta carta di Carige con IBAN per far accreditare i bonifici, chi era venuto a incassarsi gli assegni circolari che avevamo fatto il giorno prima. Praticamente ci sono stati una serie di fermi, tutti nella stessa mattinata, nella filiale di Banca Carige. Insomma, questi erano un po' i furbetti del quartierino, però non avevano avuto moltissima fantasia, vero, nell'attuare il loro piano da Arsenio Lupin, però non proprio così come il grande e simpatico personaggio dei fumetti, dei cartoni animati. Beh, insomma, quindi soddisfazione, no? In veste di direttore. Teniamo presente una cosa, che ovviamente le forze dell'ordine sono state eccezionali, perché in qualsiasi momento le chiamavamo, loro si presentavano in Borghese e ovviamente riuscivano a fermare ovviamente le persone, portarle fuori dalla filiale. Quindi abbiamo avuto i carabinieri di Silea in questo caso, abbiamo avuto un'organizzazione perfetta con le forze dell'ordine. Bene, quindi davvero una sinergia importante per chi opera comunque negli interessi del cliente come Banca Carige e poi le forze dell'ordine che devono insomma comunque dare un senso di sicurezza e di protezione ovviamente ai cittadini. In più l'efficienza di Banca Carige ha fatto il resto, che Banca Carige è stata efficiente nel senso che ha dei sistemi interni che hanno potuto immediatamente porre il blocco all'operatività di quelle operazioni. Ecco, quindi i correntisti insomma, di Banca Carige possono stare sereni. Tranquillissimi perché non c'è nessun problema. Esatto, va detto che i furbacchioni in ogni banca cercano insomma, di ladrare e lì sta
appunto alla prontezza Esatto. della banca far scattare i sistemi di sicurezza. Bene, quindi un fatto di cronaca che volevamo in qualche modo commentare, visto che appunto è un po' di questi giorni e gentilmente Stefano Dudan ci ha raggiunto per dare insieme comunque una bella notizia che avvisa anche gli amici che ci seguono da casa di stare comunque attenti, no? Sempre all'occhio, Certo. perché ripeto, i ladruncoli e anche quelli insomma malfattori di ben ampia magari cattiveria in questo senso sono sempre all'opera. Esatto. Va bene, allora grazie della tua Grazie a te. testimonianza e anche complimenti davvero E grazie a voi. ecco, ai nostri telespettatori che sicuramente avranno apprezzato la prontezza del direttore e di tutto insomma l'equipe, lo staff di Banca Carige della filiale di Silea. Grazie a Stefano Bene. Dudan. Amici, salutiamo il nostro ospite, questa era l'ultima intervista di oggi. Io vi ringrazio tantissimo di averci seguito, vi auguro un fantastico fine settimana e vi aspetto lunedì sempre fra le 13 e le 14 nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Ciao, buon weekend a tutti, a lunedì prossimo. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody